senza fili. Va ora in onda Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Open your eyes, this is the world. Sic et non, gentili amici, un saluto da Marco Tognini, sempre sulle frequenze di Radio Libertà, per contestare, per così cambiare la vulgata montante sul politicamente corretto, sul pensiero woke, come tutte le settimane. Venendo qui, tra l'altro, stavo proprio ascoltando la nostra radio, c'è stato un bello spazio anche alla musica jazz. Prima di noi c'era niente meno che Nicola Arigliano con Colpevole, quindi anche buona musica sulle nostre frequenze, lo ribadiamo, e grazie come sempre alle scelte della regia. Un grazie a tutti voi anche per le belle parole, per l'amicizia, per avermi fermato al raduno di Pontida sia sabato che domenica, quindi andiamo avanti. Ovviamente chiamate quando volete per, ripeto, contestare o per proporre un argomento. Di argomenti ce ne sono davvero, davvero tanti questa settimana, quindi non potremo trattare tutto, ma ne parleremo. C'è la vicenda sempre più surreale anche della flottiglia, di questa flotta di barche, di imbarcazioni così da diporto, che partono, si fermano, tornano indietro, che dovrebbero portare aiuti a Gaza, ma insomma sembrano più abituati, più così vicini a prendere il sole. Poi vediamo che ci sono problemi, c'è la tizia che balla, c'è quell'altro signore che dice no, io con i gay non ci sto perché io sono musulmano, eccetera. Greta si dimette dal direttivo ma resta sulla nave. Insomma, sta diventando veramente una farsa aumentata dal fatto che insomma non ci sono droni, però continuano a denunciare il fatto che ci sarebbero dei droni che fermano questa flottiglia come se fosse chissà poi come dire, una flotta d'attacco di qualche marina. Tanto è vero che l'ottimo Crosetto addirittura farà seguire da una fregata militare, da nave Fasan, questo circo di imbarcazioni, e io mi chiedo perché, visto che insomma questa nave militare italiana ci costerà, dicono almeno i ben informati come Alessandro Gonzato di Libero, almeno 250.000 euro al giorno. E io mi chiedo quanti aiuti veri avremmo potuto inviare ai bambini, ai civili nella striscia di Gaza. Invece vediamo che gli imbarcati rifiutano perfino i porti aperti concessi da Israele, non a Gaza City ma ad Ashdod, che comunque è una città importante proprio in quella zona, per consegnare degli aiuti che sono insomma poca roba rispetto a quanto invece le missioni ufficiali hanno fatto e stanno facendo. Comunque, anche se poi la distribuzione è particolarmente difficile. Ma questo è solo uno dei tanti argomenti che potremmo toccare. C'è la proposta della Boldrini che poi fa seguito poi al caso Grillo, voi sapete. Insomma, oggi si è chiesto addirittura una nuova legge antistupro in base alla quale la donna prima del rapporto dovrebbe manifestare un consenso consapevole, esplicito e continuato. Ecco, non so, adesso quindi il consenso deve essere continuato. Si sono inventati, passatemi il termine, un po' il Green Pass anche delle relazioni personali. Ecco, c'è un bellissimo articolo, ovviamente molto come dire sarcastico, di Luigi Mascheroni su Il Giornale, che insomma che ricorda che tutto sommato alla fine non c'è nessuno che abbia più paura del sesso come proprio queste nuove femministe, le cui madri, ironia dei corsi e dei ricorsi storici, furono coloro che liberarono le donne da tanti tabù, come quello che prevedeva il sesso solo nel matrimonio, cioè dopo aver firmato alla fine un vero e proprio contratto. E invece oggi rimettono ancora queste situazioni. È chiaro che
è una cosa seria, niente deve essere tutelato più dell'effettiva volontà della donna, ma oggi insomma certi politici per andare sulla stampa direbbero la qualunque, e non è serio e soprattutto distrae dalle cose serie. Come cosa seria è purtroppo, lo dico, l'alluvione, il maltempo che ha colpito alcune parti della Lombardia il 22, 23 e 24 settembre. Lo dico da Brianzolo perché soprattutto la Brianza, quella monzese e quella comasca sono state colpite, una provincia veramente messa in ginocchio, con allagamenti, famiglie sfollate, strade impraticabili, attività produttive compromesse. Fa piacere che comunque Regione Lombardia nelle ultime sedute, nonostante vi fossero argomenti anche molto come dire, già calendarizzati eccetera, ha trovato assolutamente lo spazio per approvare delle mozioni urgenti, fra cui quella che hanno presentato il capogruppo della Lega Alpirellone Alessandro Corbetta e la consigliera regionale Gigliola Spelzini della provincia di Como. Mozione che impegna la Giunta a sostenere la richiesta dello stato di emergenza nazionale, a istituire un tavolo di confronto con comuni e province per quantificare i danni e ad attivare tutte le misure necessarie, anche integrando eventuali fondi statali con risorse regionali. L'obiettivo è uno solo: tempi rapidi e risposte immediate per cittadini e territori. Apro una parentesi molto leghista, se volete, ma siamo su Radio Libertà e questa vi deve piacere, diciamo. La parentesi è che se ci fosse l'autonomia come prevista, diciamo, dalle materie indicate in Costituzione, lo stato di emergenza potrebbe essere direttamente dichiarato dalla Regione senza fare tutte le volte il solito balletto poi con il Ministero. Ecco, quindi anche questo è un segnale di come l'autonomia potrebbe migliorare concretamente la nostra vita. Vedo che abbiamo delle telefonate anche per darci delle informazioni o per suggerirci degli argomenti, quindi la facciamo passare subito. Pronto? Ciao, buongiorno. Buongiorno, dottor Tonini, sono Lisetta. Prego. Allora, io l'ho chiamata per il Propal. Sì. Al signor dottor Tonini, il 22 settembre, cioè qualche giorno fa, 2025, c'è stato lo sciopero generale per solidarietà a Gaza. Sì. Cioè milioni di cittadini penalizzati da qualche centinaia, dico io, di migliaia di scioperanti che hanno occupato stazioni ferroviarie, strade, autostrade, causando aggressioni, danneggiamenti, devastazioni e scontri voluti e studiati contro le forze dell'ordine, dico io, causando decine di ricoverati in ospedale. Dottor Tonino, a costoro di Gaza per me non interessa proprio niente, ma vogliono solo creare tensione sociale nel paese. Mi chiedo come possiamo ancora tollerare e concedere qualche migliaio di facinorosi e delinquenti di tenere in scacco milioni di cittadini che hanno perso la giornata di lavoro. È questo che vogliono i sindacati, dottor Tonini, che si proclamano vicini ai lavoratori? La libertà, secondo me, di manifestare ha un limite assoluto, non può prevaricare la libertà di chi non è d'accordo. Le immagini trasmesse dai media hanno evidenziato il pericolo corso dai cittadini che dovevano prendere un treno o entrare in autostrada. E allora, e termino, perché tolleriamo che chi manifesta, dottor Tonini, tenga il volto coperto? Tutto qua, io lo saluto, buona giornata. Grazie, buona giornata. Vi ricordo, potete intervenire allo 02 92 94 72 22. Il tema è assolutamente pertinente. Io stesso ho subito, diciamo, tutti i disagi che hanno subito tutti i lavoratori, a cominciare da lunedì, giornata anche particolare qui a Milano, non solo per lo sciopero e quant'altro, ma anche per il maltempo, che quindi è andato a infierire ancora una volta di più, soprattutto sulle linee ferroviarie, con i problemi che abbiamo registrato. Uno sciopero che quindi ha creato soprattutto problemi ai trasporti, e poi tutto quel disastro che c'è stato in piazza, in alcune piazze, a onor del vero, con anche dei feriti, poi ne parliamo,
nonostante vi sia stata per esempio un'adesione allo sciopero del 6% nel pubblico impiego, quindi sostanzialmente non portato avanti, però per bloccare il paese alla fine che cosa ha fatto la sinistra? Sono serviti ancora una volta i facinorosi, quindi quello che abbiamo visto poi dalle telecamere, dai filmati, visto in televisione. Non metto in discussione la gente pacifica che ha manifestato, ma il fatto che ancora una volta è stata concessa un'occasione, specialmente dalle forze politiche, da certi tipi di organizzazione, insomma, di dare spazio ai violenti che ci sono sempre, a gruppi anche più o meno organizzati che si riuniscono sotto una sigla che è Antifa, una sigla tra l'altro contestatissima, in questi giorni parliamo anche di quello, e insomma vediamo che l'adesione a questo sciopero è stata particolare. Però insomma possiamo anche dare un segnale, ripeto, rispetto a tutto questo, però bisogna anche ricordare che ogni tanto sarebbe bene fare il nostro dovere, fare la nostra parte, no? Una volta si diceva: la guerra si vince anche facendo la guardia al bidone di benzina. Era come dire, ai tempi così un espediente per ricordare che fare la nostra parte e quindi non avere la pretesa, tra virgolette, di salvare il mondo è importante perché ricorda l'etica del dovere di ciascuno. Certo che la nostra diplomazia deve andare avanti, certo che gli aiuti devono essere portati, certo che ci vuole un cessate il fuoco, non solo a Gaza, ci vuole un cessate il fuoco in Ucraina, dove l'Europa secondo me sta sbagliando a soffiare sul fuoco anziché a riportare alla ragione i contendenti, e potremmo parlare anche di tanti conflitti assolutamente dimenticati nel mondo che non hanno la visibilità di questo, perché comunque c'è dietro una organizzazione, c'è la simpatia verso il mondo islamico di una certa sinistra, di certi gruppi. Mi piacerebbe ricordare per esempio, l'ho già fatto, il genocidio, il vero e proprio genocidio dei cristiani nell'Africa centro-occidentale, a cominciare dalla Nigeria, dove c'è una pulizia, una vera e propria pulizia etnica nei confronti delle chiese, nei confronti delle popolazioni. Quindi sicuramente stop a tutti i genocidi, senza dimenticarsene uno, e comunque con la forza di avere un'azione diplomatica. Io dico anche un'azione diplomatica coerente. Perché dico un'azione diplomatica coerente? Perché in questi tempi abbiamo visto e abbiamo criticato, almeno io mi sento di criticare, questo riconoscimento molto particolare dello Stato palestinese. Ci sono tante nazioni senza Stato che meriterebbero. Questo riconoscimento dello Stato palestinese, esisteva già un riconoscimento di un'autorità comunque palestinese, che ha un governo riconosciuto, che è quello sostanzialmente di Abu Mazen, che è quello della Cisgiordania, che è quello di Al-Fatah, che fa riferimento sì all'OLP ma non certo alle frange di Hamas. Il problema fondamentale è che chi oggi ha scelto di riconoscere lo Stato palestinese senza aver risolto questa dicotomia tremenda tra una leadership quantomeno credibile, che negli anni ha anche scelto di deporre le armi, e di chi invece, tra l'altro eterodiretta, perché poi Hamas è finanziata da tante centrali terroristiche, c'è dietro l'Iran, ci sono dietro tanti gruppi jihadisti. Ebbene, questo è il primo problema. Il secondo problema è che se dopo il 7 ottobre dell'anno scorso, cioè dopo un attacco assolutamente barbaro, con i deltaplani, con le moto, dai civili, perché anche lì c'è stato un attacco ai civili, andando a prendere chiunque nelle proprie case, nei concerti, con gli stupri, con 2000 persone uccise, con più di 200 persone prese prigioniere, compresi vecchi e neonati. Insomma,
questa cosa stride. Oggi un gesto di questo tipo forse può fare contente, come dire, come dire, i facinorosi delle banlieue di Parigi o di Londra, eh, però allora non ditemi che è politica internazionale, ma è solamente un cedimento di certi governi. Se la questione palestinese va portata fino in fondo. Tra l'altro, ricordiamolo, negli anni, nel 2007 e anche in anni precedenti, c'erano state proposte di riconoscimento dello Stato palestinese con, per esempio, i confini che dovevano essere la Cisgiordania con Gerusalemme Est come capitale. Allora Hamas rifiutò questo. Perché? Perché Hamas, sappiamo, vuole la distruzione e la cancellazione dello Stato di Israele e quindi della soluzione due popoli, due stati. Poi oggi la violenza è evidentemente dappertutto, ci sono rappresaglie continue, vogliamo fermare la situazione, ma partiamo anche da una conoscenza vera del tema. Ecco, ne abbiamo parlato, di solito non si fa pubblicità ad un'altra trasmissione, però anche con l'amico Andrea Rognoni, sempre su queste frequenze, quando parliamo di cultura, abbiamo parlato della nascita dello Stato di Israele, abbiamo parlato di una questione medio orientale, del focolare, del cosiddetto focolare ebraico, delle crociate, comunque abbiamo parlato di quel territorio più e più volte, quindi informatevi e non siate, come dire, manipolabili come certi influencer da Instagram dell'ultimo momento. Quindi cerchiamo di andare anche oltre, diciamo, il contingente, non perché dobbiamo astrarci dalla violenza, ma perché dobbiamo ragionare e evidentemente cercare di far convivere i popoli e far tacere le armi. Questo è un po' il leitmotiv. Ovviamente in casa nostra abbiamo avuto il problema dei facinorosi, il problema dell'assalto alla stazione, tra l'altro una zona della stazione dove diciamo erano presenti soprattutto quei negozi di grandi marchi che hanno rischiato di venire assaltati, insomma, no? E anche qui ci sarebbe molto da dire, no? Perché quando si protesta si assaltano i negozi, come ho visto io nella mia esperienza, per esempio, accadere a Bruxelles, come abbiamo visto accadere in occasione appunto dell'uccisione di altri esponenti. Quella non è cordoglio, ma è rabbia, no? Vi ricordate le rapine succedute alla questione George Floyd? Ecco, quando è stato ucciso Charlie Kirk abbiamo avuto delle veglie di preghiera, non delle rapine. Anche questo bisognerebbe ricordarlo. Noi invece qui a Milano abbiamo gli eredi del Leoncavallo, 2 ragazze del centro sociale hanno l'obbligo di firma, gli scontri comunque sono dall'inizio dell'anno di queste manifestazioni di piazza, hanno un bilancio direi importante: 78 agenti feriti, fra cui 58 a Milano, 4 a Brescia, 7 a Bologna, 4 a Napoli, 9 arresti, 5 a Milano, 4 a Bologna, e la questione non sembra placarsi. C'è stata la proposta della Lega, l'idea del vice premier Salvini: chi va a protestare paghi la cauzione, che sembra insomma un'idea assolutamente di buon senso. Qualcuno si è già opposto, ricordando anche l'articolo 17 della Costituzione, il diritto di manifestare liberamente, garantire la sicurezza di tutti, eccetera, eccetera. Se questa sicurezza va garantita bisogna fermare i facinorosi. Io nella mia città ho visto spesso manifestazioni di un centro sociale che portavano danno alla città, con scritte sui muri anche ingiuriose, in molte zone dove passavano questi cortei, con qualche vetrina danneggiata e quant'altro. Vorrei capire perché non può essere prevista una cauzione. Io sono, diciamo,
un sovranista convinto, ma sono anche un leghista di vecchia data. Ricordo benissimo le manifestazioni della Lega a Roma nel 1999, ma anche per esempio negli anni successivi, credo nel 2008-2009. In queste manifestazioni i sindaci di centrosinistra di Roma chiesero alla Lega una fideiussione, perché pensavano che i leghisti a Roma avrebbero distrutto, disfatto e quant'altro. Nessuno allora si è indignato, tra l'altro con un popolo, il popolo leghista, che è quello che dopo una manifestazione con i sacchi va anche a ripulire la piazza, proprio per evitare che qualche giornalista arrivi con la telecamera a far vedere chissà che cosa. Quindi abbiamo e sentiamo questo dovere profondamente sulle spalle. Non capiamo perché chi va a protestare, a distruggere le piazze, insomma, se quantomeno non possa lasciare una cauzione a dimostrazione delle proprie buone intenzioni. Non bisogna avere paura delle cauzioni se le intenzioni invece sono buone, appunto, non sono di distruggere le città. Tra l'altro comunque su questo c'è stata una polemica, insomma vediamo teppisti dentro i cortei, ma poi i Dem chiamano squadristi gli uomini della destra. C'è un bel intervento che però voglio segnalarvi di Marco Minniti, l'ex ministro degli interni di centrosinistra, già dalemiano, già anche uomo di ferro contestato all'interno della stessa sinistra, però vedete la sinistra poi quando governa si prende qualche responsabilità, mentre oggi all'opposizione è tutto uno scaricabarile. Comunque Marco Minniti parla proprio di un pericolo intifada globale, di un'Italia che deve controllare i confini, scene inaccettabili, la saldatura in piazza, le migrazioni vanno governate. Ecco, voi vedete, insomma, ne potremmo parlare per molto tempo. Insomma, spiace che questi esponenti di sinistra poi queste cose le dicano soprattutto quando sono al di fuori delle responsabilità di governo. Quando hanno responsabilità di governo, tutti, come si dice, allineati e coperti invece sull'obiettivo principale, che è resta quello di agevolare l'immigrazione indiscriminata, e questo francamente ci dispiace. C'è una facinorosa più famosa fra tutte in Europa, frequentatrice dei centri sociali, più volte denunciata, più volte insomma anche portata sugli scudi dalla sinistra, ed è voi lo sapete, è Ilaria Salis, ma di questo parleremo comunque dopo la pausa pubblicitaria. A più tardi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia, e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui.
Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sic et non, Radio Libertà, Open Your Eyes. Ritorniamo in diretta per l'ultima mezz'ora della nostra consueta trasmissione del giovedì. Vi parlavamo di Ilaria Salis. Ilaria Salis l'ha fatta franca almeno per il primo step della procedura, appunto, per quanto riguarda appunto la sua accusa. Voi sapete che al Parlamento europeo poi dovrà essere votata dall'intera Aula, ma intanto la proposta di come dire, di eventuale concessione dell'immunità o di revoca dell'immunità è stata votata dalla commissione, la cosiddetta commissione Iuri, la commissione giuridica del Parlamento, che dovrà poi proporre un parere all'Aula, parere che appunto potrà essere positivo o negativo, poi l'Aula potrà in ogni caso confermarlo o rigettarlo, se non che comunque per 2 voti questo parere è stato favorevole alla Salis, complice uno spaccamento all'interno del PPE, del Partito Popolare Europeo. Si è detto che questo può essere tra virgolette un piacere con altre forze di sinistra vicendevole, non dico scambio perché qualcuno poi avrebbe da ridire, perché ci sono anche altre richieste che riguardano membri del PPE. Qualcuno ha tirato in ballo lo Stato di diritto perché la Salis non avrebbe eventualmente la certezza di un giusto processo in Ungheria. Qualcuno ha parlato addirittura di una vittima di reati di opinione. Io ricordo che la Salis comunque è indagata per un pestaggio, per aver partecipato o comunque assistito, adesso non abbiamo capito, a un pestaggio di cui peraltro ci sono i filmati, sebbene non chiari. E quindi la Salis è assurta un po' a simbolo di questa sinistra chiacchierona, ma anche ad esempio per chi continua, ne parlavamo prima, a devastare le città, insomma, no? Simbolo perfetto di chi evita i processi, di chi fa carriera politica, difesa dallo staff poi dei vari partiti, che sono ben contenti di mettere le mani su un personaggio comunque mediatico, non particolarmente brillante a nostro giudizio la Salis, ma poi tutto quello che c'è intorno, insomma, no? Voi sapete che al Parlamento europeo hanno fior di assistenti e di giornalisti per scriverli i discorsi, quindi il problema non sta sicuramente lì, ne so qualcosa perché insomma ci ho lavorato anch'io in quella sede. Ne parla Maurizio Belpietro, insomma, che fa un bel corsivo sulla Verità. Ne leggiamo qualche estratto. Ilaria Salis è destinata a diventare un modello per tutti i contestatori, soprattutto per quelli che non disdegnano di infrangere la legge. Pur non avendo mai fatto molto nella vita, se non collezionare occupazioni e denunce, la maestrina di Monza, è anche una mia concittadina, oggi può infatti essere definita una che l'ha fatta franca e dunque un esempio da imitare. Da zero al Parlamento europeo con tanto di immunità, maxi stipendio e assistenti, più una carriera ormai tracciata da eroina antifascista e martire del regime di Viktor Orban. Un bel salto di qualità e di vita, una strada tracciata per chiunque abbia voglia di seguirne le orme da antagonista. Tra l'altro molto particolare che entrambi gli esponenti dei Verdi Sinistra
lei e Mimmo Lucano siano indagati, insomma, ecco. Vorremmo chiedere a Bonelli come se li sceglie i candidati. Nonostante la giovane età, la maestrina dalla penna rossa, che per gli ungheresi alla stilografica preferiva la mazza, era riuscita a farsi notare da poliziotti e giudici. I primi avevano avuto a che fare con lei per una serie di occupazioni abusive e anche per resistenza a pubblico ufficiale. I secondi invece si erano incaricati di processarla e condannarla a una pena complessiva che, secondo un vecchio articolo del Corriere della Sera, assomma 1 anno e 9 mesi, condanna ridotta rispetto a quanto inizialmente previsto per effetto del patteggiamento. Ecco, questo è il curriculum dell'onorevole prima di diventare famosa in quanto vittima di Orban. Ecco, c'è anche questo particolare, cioè l'immunità dovrebbe coprire quanto detto politicamente nell'ambito e nelle funzioni del suo mandato. Questa contestazione viene fatta invece alla Salis per un periodo antecedente al suo mandato. C'è qualcuno che vorrebbe interpretare in maniera estensiva dicendo che però lei faceva politica anche in precedenza, per cui anche questo sarebbe coperto politicamente, ma è una banale scusa, insomma. Ecco. Questo è il curriculum, un cursus honorum che l'avvicina molto agli esponenti dei centri sociali che abbiamo visto all'opera in questi giorni. Antifascista ma non sfascista, nel senso che sulla fedina penale non risultano danneggiamenti. Tuttavia per le occupazioni, per i confronti con la polizia, per la militanza e la partecipazione alle contestazioni, la sua storia è uguale a quella di tanti giovani che vediamo scendere in piazza, gridare al regime e opporsi alle forze dell'ordine. Da questo punto di vista Salis è un esempio, cattivo ovviamente secondo noi. Infatti, se dopo aver passato la vita a occupare e a infrangere la legge, ribellandosi alla polizia, poi si ottiene in premio un seggio a Strasburgo e si finisce osannata come una specie di Giovanna d'Arco della sinistra, c'è da riflettere. O meglio, avranno da pensare i molti giovani che oggi in piazza si scontrano con gli agenti. La storia della Salis dimostra che non bisogna aver paura purtroppo di una denuncia e neppure di una condanna, perché alla fine, violata la legge, c'è sempre la possibilità di redimersi, tra virgolette ben inteso, e finire in Parlamento godendo anche di un super stipendio, anche di un'immunità che lava tutti i peccati precedenti. Poi noi in Italia, voi sapete, abbiamo una storia lunga, per esempio, di ex brigatisti rossi che diventano deputati dei Verdi o di Democrazia Proletaria, ma ne potremmo citare tanti altri. Il governo Orban infatti parla di legittimazione del terrorismo rosso, mentre i Dem parlano per bocca di Pina Picerno di vittoria dello Stato di diritto e del giusto processo. Insomma, staremo a vedere un po' come evolverà la situazione, ci sarà un voto dell'Aula. La previsione mia personale, da persona che insomma ha assistito a questi voti, teoricamente non ci sarebbe scampo per la Salis, però ci sono considerazioni politiche, per cui tanti membri del PPE magari con il dente avvelenato contro Orban, che li ha denunciati e li ha abbandonati per poi entrare nei patrioti, ebbene quelli potrebbero decidere se non di sostenere la Salis, quantomeno di non partecipare al voto, e già quella potrebbe essere un distinguo interessante. Qualche governo, non so cosa ne pensano anche a casa nostra, potrebbe forse dire meglio lasciare tutto così com'è, perché poi se venisse arrestata la Salis dovremmo andare a ripigliarcela, dovremmo seguirla come del resto seguiamo tutti gli italiani incarcerati nel mondo, come tutte le persone che magari hanno subito accuse. Io mi permetto di dire che non dovrebbe essere parificata la situazione di una Ilaria Salis, per esempio, a quella di un Chico Forti, che tra l'altro ultimamente sembra uscito dai radar, ma lui è ancora in galera, ecco, quindi forse sarebbe il caso di seguire ancora una volta la vicenda di Chico Forti, che sembra sempre più strana, e per chi comunque ha indagato vediamo qualche cosa che non torna. Però c'è questa benedizione, resta questa glorificazione dei centri sociali e di quella sigla
che li mette tutti assieme, che negli anni abbiamo imparato a conoscere purtroppo, con questi adesivi in tutte le grandi città, con, sapete, questa bandiera rossa racchiusa in un cerchio nero, che non è altro che Antifa. Antifa che, al di là della premessa che comunque l'antifascismo è una prerogativa soprattutto della democrazia liberale, questo è più un essere anti e basta, ecco, è anti punto. È essere comunque contro qualsiasi punto pare della società moderna, accanendosi contro i negozi, le banche, la polizia, qualsiasi forma di ordine costituito, insomma, ecco. Non che non ci sia da criticare in questa nostra civiltà, ma forse prima di spaccare tutto, di creare danni, specialmente a chi lavora, forse bisognerebbe sedersi e riflettere. Ma il disagio di queste persone invece porta a fare tutt'altro e a far crescere questo gruppo che non sappiamo bene come sia strutturato. Però cosa sappiamo? Sappiamo che Trump ha messo effettivamente fuori legge questo gruppo Antifa, paragonandolo, diciamo, parificandolo a delle vere e proprie associazioni e gruppi terroristici, soprattutto facendo riferimento anche a quanto già successo nelle città americane in tante situazioni dove ci sono stati saccheggi sia durante i blackout che durante le proteste di piazza. Chi sono gli Antifa messi fuori legge? Un decreto di Trump li definisce organizzazione terroristica, non hanno una struttura centrale e provocano scontri in Europa e Stati Uniti, trovando sponde anche in alcuni partiti. Con un decreto, infatti, Trump ha dichiarato Antifa organizzazione terroristica domestica, cioè presente anche negli Stati Uniti, con un movimento anarchico e militarizzato che invoca l'abbattimento del governo e delle forze dell'ordine. L'amministrazione americana accusa i militanti di rivolte, aggressioni contro la polizia e campagne digitali di intimidazione. Trump sostiene che questo modello va a minare lo Stato di diritto e reprime il dissenso democratico, giustificando così la designazione a terrorismo interno. Che poi Antifa non è un'organizzazione tradizionale, non ha leader né sedi ufficiali, ma ha una rete fluida di collettivi autonomi. Le decisioni vengono prese a livello locale e la struttura orizzontale rende difficile ogni tentativo di controllo. Il fenomeno nasce negli anni 70 e 80 in Europa, quando giovani punk e skinhead che si opponevano ai neonazisti in Germania e Regno Unito si sono riuniti. Negli Stati Uniti si afferma negli anni 90, esplodendo mediaticamente dopo la vittoria di Trump nel 2016. Vi ricordate poi i cortei, i presidi e gli scontri in quel momento. A tutto questo poi si intreccia la causa pro-palestinese in tutti i cortei, diciamo, europei e americani. Sventolano con regolarità bandiere palestinesi e le varie keffia. Nel 2021 a Berlino la commemorazione della Nakba vide gruppi Antifa marciare con collettivi islamisti, sfociando in scontri con la polizia. A Londra nel 2022 slogan come "Liberate la Palestina, battete il fascismo" unirono simboli antifascisti e palestinesi. Negli Stati Uniti il legame è cresciuto durante la guerra di Gaza e diciamo in città americane, dalle coste occidentali fino a Washington, questi cortei hanno diciamo creato grossi problemi, esaltando la resistenza, ma anche attirandosi le accuse di antisemitismo e di legittimazione del terrorismo, soprattutto dopo il 7 ottobre del 2023. Negli Stati Uniti Joe Biden definì Antifa più un'idea che un'organizzazione, e la passionaria di sinistra Alexandria Ocasio-Cortez e altri esponenti hanno difeso addirittura i militanti Antifa di Portland e Seattle come giovani in lotta contro le diseguaglianze. In Europa la legittimazione è stata più discreta ma evidente. In Germania i deputati della Linke, in Francia Mélenchon e la France Insoumise, che ormai è un vero e proprio partito islamista,
hanno evitato di condannare le piazze dove sfilavano insieme bandiere Antifa e palestinesi, mentre in Italia collettivi legati ai centri sociali hanno guidato le varie mobilitazioni. Ecco. In più occasioni magistrati, diciamo sicuramente molto indirizzati, hanno derubricato i disordini di piazza ad eccessi giovanili, ma eccessi giovanili evidentemente non sono. Anche qui a Milano, dove abbiamo appunto potuto vedere i disastri che sappiamo, si è tenuto un flash mob il 23 settembre con una delegazione della Lega proprio davanti alla stazione centrale dove si erano tenuti questi disordini. Antifa come terroristi, ha ribadito la Lega, vanno smantellati, basta sotterfugi. Una delegazione della Lega si è recata davanti alla stazione centrale di Milano dove gli Antifa avevano dato vita a ulteriori scene di guerriglia urbana. La nostra presenza, dichiarano gli esponenti leghisti, è stata un gesto simbolico ma concreto. Portare il messaggio che Milano, come tutto il nostro paese, non devono piegarsi alla violenza. Lo abbiamo detto a Pontida e lo ribadiamo con forza. Gli Antifa ormai non sono attivisti pacifisti, ma veri e propri terroristi di piazza che hanno il solo obiettivo di creare caos urbano. Aggredire la polizia, devastare stazioni e spaventare i cittadini non ha nulla a che fare con la libertà di manifestare. Con il nuovo decreto sicurezza questi criminali saranno puniti in modo serio, con pene più severe e aggravanti specifiche per chi danneggia, blocca infrastrutture o aggredisce le forze dell'ordine. È il segnale che lo Stato non deve e non è più disposto a chiudere un occhio. Chi promuove eventi che si trasformano in violenza deve essere chiamato a rispondere dei danni a cose e persone. Questa è la proposta lanciata dalla Lega. Basta scaricare i costi sulla collettività o avere sotterfugi. Chi devasta paga. Questa è una dichiarazione dei rappresentanti appunto soprattutto della Lega Giovani presenti appunto il 23 settembre, fra cui Matteo Mauri che è coordinatore della Lega Giovani Lombardia, Andrea Poledrelli coordinatore Lega Giovani Milano, insieme al capogruppo Lega a Milano Alessandro Verri. C'era Andrea Ballarati, organizzazione del Remigration Summit, ma presente all'iniziativa anche Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, e il consigliere regionale Riccardo Pase. Tra l'altro sempre su questo tema, quindi sul tema della violenza, del pensiero woke che diventa anche violento, che diventa censura prima appunto sui mezzi di comunicazione ma anche fuori. C'è un bellissimo articolo di Antonio Socci che potete andare a riprendere sul sito di Antonio Socci. Vi leggo il titolo: la lezione di Charlie Kirk, c'è un filo rosso tra woke, Islam e marxismo contro la nostra civiltà. Ecco, quindi il nemico emergente in Occidente è il wokismo che si combina con l'islamismo per distruggere lo stile di vita. Charlie Kirk diceva americano, ma noi potremmo dire europeo. E nei suoi tweet Charlie Kirk rilanciava, anche secondo appunto Antonio Socci, la battaglia spirituale da seguire per salvare la nostra civiltà. Ecco, molto molto interessante. Se avete la possibilità andatevelo a rivedere. Come potete andarvi a rivedere l'intervista del 24 settembre su La Verità a Peter Boghossian, il filosofo americano di chiara origine armena, che è un paladino da sempre del free speech. Ha dichiarato: c'è del marciume morale a sinistra, se dissenti per loro sei una minaccia. I progressisti credono che eliminare l'avversario sia autodifesa e i social amplificano certe bolle ideologiche. Tra l'altro ricorda come negli atenei non si faccia ricerca ma si va a imporre un'ortodossia. Giusto tagliare i fondi, facendo riferimento a Trump, a queste istituzioni quando non sono equilibrate. Ne ha per tutti Boghossian. Anche per Odifreddi parla di mostruose le giustificazioni dell'assassinio di Charlie. Celebrarlo è un rozzo tribalismo. Ecco, il rozzo Odifreddi avrà qualcosa anche lui da dire, però insomma forse qualcosa si sta
si sta muovendo. L'idea di Charlie Kirk, comunque ripresa poi da Antonio Soci, è anche di ripartire con un movimento dal basso che abbia la forza di confrontarsi sempre e che possa un po' fare da controaltare a questo pensiero woke. Però purtroppo, ne ha parlato recentemente Marcello Veneziani, non esiste un movimento come Turning Point nel nostro paese. Sempre il 24 settembre Marcello Veneziani scriveva: per un MAGA all'italiana, Make America Great Again, per un MAGA all'italiana mancano le basi. Nel nostro paese non c'è una cultura conservatrice e non ci sono fondazioni, associazioni o gruppi che la promuovano. Abbiamo perso il primato della mobilitazione politica basata su militanza e passione. Tutto si riduce a pro o contro Meloni. Ecco, quindi è anche un attacco a quella che è la personalizzazione vera e propria della politica, per un ritorno ai valori, per un ritorno ad una politica ragionata, diciamo, una politica non, moderata, non seduta su se stessa, però quantomeno ragionata, che abbia la forza del confronto di idee. Certamente c'è il tema della metapolitica, cioè di portare grandi temi poi nel dibattito, e quindi non solo il contingente, non solo l'attualità, e per farlo ovviamente servono anche risorse, gente che si spenda per questo, e quindi direi un interessantissimo articolo. È una sfida anche un po' a tutte le forze politiche, in questo caso della maggioranza di governo. Ecco, questo è un po' il punto che lasciamo in sospeso e che lasciamo come soprattutto riflessione a tutti voi. Io vi ringrazio come sempre di aver seguito la nostra trasmissione, vi do appuntamento a giovedì prossimo, sempre a partire dalle ore 12, per poter intervenire in diretta, per poter, ricordare o contestare le notizie della settimana, e il pensiero woke, il pensiero unico, che va invece riportato a quella che è la nostra cultura europea e occidentale. Da Marco Tognini un cordiale saluto a tutti voi, come sempre sulle frequenze di Radio Libertà. Avete ascoltato